arrivata. Si sperava, come avevamo già dichiarato, però non è mai detto, quindi tanto contente. Per Fonte è un'emozione indescrivibile, è una cosa che è partita da ormai 2 mesi che ci alleniamo, che creiamo questo gruppo, e devo dire che penso che la vittoria più importante sia appunto quella del gruppo che abbiamo creato. Ci siamo divertiti tantissimo e questa è solo l'incoronazione di tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Ci siamo allenati parecchio, è da 2 mesi che ci alleniamo 3 volte a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. E niente, è stato bellissimo perché anche gli allenamenti, trovavamo tutte le altre squadre e è stato veramente molto bello. È un'emozione grandissima, è un'emozione che ci siamo sudati dall'inizio quando abbiamo deciso con coraggio di organizzarlo, e di questo io devo ringraziare tantissimo tutti i membri del Comitato Palio di Asolo e i volontari della Proloco di Asolo. È stato un percorso lungo, un percorso anche ad ostacoli, un percorso faticoso, ma come ho detto a tutti quanti quelli che oggi sono presenti qui in piazza, vedere questi ragazzi, vedere questo pubblico così entusiasta ripaga di tutte le fatiche, delle notti insonni, delle litigate, dei pianti, ripaga di tutto quanto. Sì, è un'emozione veramente molto grande. Per noi l'importante è che la gara si svolga bene, che i ragazzi arrivino sani e salvi al traguardo e che siano felici, che stiano insieme. È una cosa che abbiamo visto già venerdì sera alla presentazione delle squadre, loro hanno voglia di stare insieme. Per noi questo è lo sforzo che porta ad essere soddisfatti di quello che facciamo. È un'emozione incredibile, 4 anni di seguito per noi giovani è veramente qualcosa di grande. Non ci siamo allenati tantissimo sinceramente, non eravamo neanche partiti come favoriti, però il gruppo e la forza ha fatto sì che questa squadra è arrivata alla vittoria. E adesso si festeggia? Si festeggia, tutta la sera. Una posizione forte, 4 anni di seguito. 4 anni di seguito, un'emozione incredibile. È solo un capomastro! Un capomastro! C'è solo un capomastro! Un capomastro! C'è solo un capomastro! Aspetta che vuoi intervistarmi!